Una grande nuorese rifila 3 gol al Trizium e continua così il volo verso la C2. L'11 di Mario Petrone ha disputato la sua miglior partita in trasferta, dominando in lungo e in largo i Lombardi, terzo in classifica e legittimando così il primato. I verdeazzurri hanno giocato una gara di grande attenzione tattica, non concedendo niente al Trizium, quasi mai pericoloso dalle parti di Pettinari. Schierata col solito 4-4-2, la nuorese ha chiuso ogni spazio, giocando a gran ritmo e sfruttando i cambi di gioco. Il vantaggio dei verdeazzurri è arrivato al 17esimo grazie al solito splendido calcio di punizione battuto da Emerson. Il raddoppio della formazione di Mario Petrone è arrivato al 33esimo con Cosa, che infilatosi dietro la difesa avversaria ha superato il portiere bianco in uscita depositando nella rete sguarnita. Molte le proteste del Trizium nella circostanza. A chiudere la gara è stato al 64esimo Gennaro Troianiello. Al termine di una splendida azione di rimessa, il pallonetto dell'attaccante napoletano ha superato il portiere ed inutile è stato il tentativo di un difensore sulla linea di porta.